Ci siamo trovati con l'ingegner Panto per discutere della situazione attuale del Ponte della Priula in attesa spasmodica quasi della sua ristrutturazione. Abbiamo fatto delle considerazioni, abbiamo valutato anche degli atti che mi ci sono pervenuti da ANAS e poi ci è venuta insieme l'idea di fare una serata sulla storia dei ponti stradale e ferroviario, perché sono storie che datano da tanto tempo e che magari nessuno conosce o pochi conoscono, e l'ingegner Panto è sicuramente uno dei massimi esperti sul Ponte della Priula, se non il massimo esperto. Lavori fermi in questo momento, però urgentissimi, lei si dice preoccupata in questo momento per il ponte. La preoccupazione c'è perché da tempo che si aspettano questi lavori, diciamo che è una preoccupazione che nasce anche dal fatto che ci eravamo anche un po' illusi, anzi sicuramente illusi che potessero partire entro questo anno, e invece purtroppo c'è stato a lavori appaltati c'è stato questo ricorso che ha bloccato la prosecuzione, anzi l'inizio dei lavori, e che ci pone molti punti di domanda. D'altronde è un ponte che ha 40.000 attraversamenti ogni giorno, rappresenta un punto critico fra destra e sinistra Piave. L'abbiamo visto che cosa succede. Una mattina un camion è rimasto in panne e sul ponte c'era il traffico a senso unico alternato, e da una parte la coda era arrivata a Lovadina, dall'altra a Conegliano, col Fosco, da un'altra parte Santa Maria, cioè è l'unico attraversamento nell'ambito di tanti chilometri, per cui è importante che venga ristrutturato e ha bisogno di essere ristrutturato. Tra ANAS e amministrazione la politica potrebbe risolvere questa situazione secondo lei? Guardi, su ANAS non ho nulla da dire, perché hanno fatto le corse per fare il progetto, per portarlo avanti, per avere il finanziamento statale, e quello che poi è successo è indipendente dalla volontà anche di ANAS. Peraltro io mi sono permessa di scrivere una lettera ancora in agosto al Ministro Del Rio, al Governatore Zaia e per conoscenza chiaramente anche a ANAS, per manifestare le mie preoccupazioni e le mie perplessità.